Sono da Sicilia 24 questi titoli. Scandalo Cefpas, Caltanissetta e caccia al libro mastro per svelare assunzioni clientelari e favoritismi nel centro di formazione professionale sanitaria. Nell'indagine per corruzione determinante il ruolo del deputato regionale Gallo Afflitto. Armi e droga nell'operazione della polizia ad Avola, nel Siracusano, arrestato un gruppo di 7 giovani accusati di voler imporre il controllo sul territorio anche con spedizioni punitive. Trasportavano 13 kg di cocaina in auto. La polizia ha arrestato 3 persone del Siracusano provenienti dalla Spagna. Sono stati fermati e perquisiti al loro sbarco a Messina. Una bimba migrante di 6 anni contesa tra la famiglia affidataria di Siracusa e la madre biologica ivoriana, riapparsa dopo anni. Il Tribunale per i minorenni interviene, avviato il ricongiungimento graduale con la mamma. Catania torna fruibile il solarium di San Giovanni Licuti con accesso ai disabili insieme alla spiaggetta ripristinata dopo i danni del ciclone Harry. L'intervento è stato completato in tempi previsti mentre proseguono i lavori sulle spiagge libere della Playa. Matrimonio blindatissimo a Palermo per la pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner, tra hotel di lusso, sicurezza rafforzata e paparazzi a caccia di scatti esclusivi. La festa prosegue tra ville storiche e ospiti internazionali nel capoluogo siciliano. Calcio, da lunedì il Catania entra nella fase decisiva tra assetti societari, ritiro e soprattutto scelta del DS allenatore. In ballo per la panchina 3 profili con idee tattiche diverse. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale tornando a occuparci dello scandalo al Cefpas di Caltanissetta, la gestione allegra del Centro per la Formazione Sanità in Sicilia. Adesso è caccia al libro mastro che potrebbe svelare assunzioni clientelari e favoritismi. Nelle carte dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta, che indaga per corruzione, emerge determinante il ruolo del deputato regionale Gallo Afflitto. Adelaide Barbagallo. È una girandola di assunzioni di parenti e amici, contratti di consulenza dati a gente di fiducia, scambi di favori, ma anche di spacconeria, quella che emerge dalle carte della Procura di Caltanissetta, la cui inchiesta ha provocato un terremoto al Cefpas, il Centro per la Formazione Sanitaria in Sicilia, che vede 12 indagati. Per 8 vengono chieste misure cautelari. Tra i reati contestati ci sono la corruzione e il falso ideologico. Il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo Afflitto, per il quale viene chiesto il carcere, veniva chiamato Gesù per il potere di far girare sempre il vento dove voleva. Sulle pressioni fatte al governatore per far trasferire la moglie si vantava: Schifani mi ha detto, hai carta bianca. Sotto inchiesta per la gestione allegra dell'ente, assieme al deputato ci sono tra gli altri il direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo, e il dirigente generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Le intercettazioni della squadra mobile dello SCO raccontano una sequenza impressionante di fatti di reato commessi in modo spregiudicato e di un deputato regionale che aveva trasformato l'ente pubblico in una sorta di feudo personale. Ora è caccia aperta al libro mastro delle assunzioni che Roberto Sanfilippo, già direttore del Cefpas di Caltanissetta, ha realizzato. Gente che, grazie agli sponsor politici, sono riusciti ad entrare nel grande meccanismo dell'ente. Il centro adesso è stato commissariato. Una banda di 7 giovani che con le armi anche da guerra voleva imporre il potere su Avola è stata appunto arrestata. La polizia ha messo fine all'avanzata criminale intervenendo anche con sequestri e fermando sul nascere le spedizioni punitive che venivano organizzate contro dei gruppi rivali. Ma sentiamo Francesco Aloi. Le foto con i Kalashnikov in mano per fare vedere a tutti chi comandava. 7 ragazzi di Avola tra i 19 e i 24 anni volevano imporre la loro legge, si fa per dire, anche con le armi. Adesso però la polizia ha messo fine al loro disegno criminale. Sono emersi proprio anche dall'analisi delle fonti aperte dei profili social dei sodali numerosi post ritraenti gli stessi in possesso di armi anche ad elevata potenzialità offensiva.
Per più di un anno il gruppo è stato nel mirino degli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola, con il coordinamento della procura di Siracusa. Erano pronti a tutto pur di comandare sul territorio. Durante l'attività investigativa più volte hanno organizzato spedizioni punitive contro gruppi considerati rivali, però fermate in tempo dai poliziotti. Così qualche arresto insieme al sequestro di armi ha ostacolato il gruppo, che chi indaga ha definito stabile e strutturato. Gli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola nell'agosto 2025 sono intervenuti in un noto locale della zona costiera di Siracusa, bloccando uno dei sodali armato di una pistola a salve modificata. Altro arresto in questo senso è molto importante nel corso dell'attività di indagine, è stato nel settembre 2025, quando i sodali sono stati bloccati all'interno di un casolare e trovati in possesso di una pistola mitragliatrice MP40 e di una AK-47, un Kalashnikov. Uno dei 7 ragazzi si trovava già in carcere ed è proprio qui che chi era in libertà faceva arrivare droghe e cellulari. Adesso però sono tutti dietro le sbarre. Dalla Spagna alla Sicilia con oltre 13 kg di cocaina nascosti nell'auto. 3 giovani di Lentini sono stati arrestati. Sentiamo. Viaggiavano dalla Spagna verso la Sicilia con un carico di oltre 13 kg di cocaina nascosto nell'auto. La polizia ha arrestato 3 persone, un uomo di 37 anni e 2 giovani di 23 e 21 anni, tutti originari di Lentini, nel Siracusano. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Lentini. Dopo aver raccolto informazioni sull'attività di traffico di droga, i poliziotti hanno intercettato la vettura in Calabria e avviato un lungo pedinamento, seguito fino agli imbarcaderi di Messina. Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti hanno scoperto 12 panetti di cocaina accuratamente occultati negli sportelli posteriori dell'auto. I 3 sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Il giudice ha successivamente confermato la custodia cautelare per uno degli indagati, mentre per gli altri 2 ha disposto l'obbligo di dimora e la presentazione periodica alla polizia giudiziaria. E adesso si è tenuta questa mattina al Tribunale di Messina l'udienza di convalida del fermo dei 2 giovani accusati di tentato omicidio dopo la rissa avvenuta all'esterno della discoteca Ipanema di Taormina nella notte tra l'1 e il 2 giugno. I 2 giovani, accompagnati dagli avvocati, hanno fornito la propria versione dei fatti. Francesco Triolo. Si sono presentati questa mattina in procura i 2 giovani fermati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo la rissa avvenuta fuori alla discoteca Ipanema Taormina. Accompagnati dai propri avvocati, Salvatore Silvestro, Giovanni Caro e Tommaso Calderone, il 24enne e il 25enne messinesi hanno risposto alle domande del GIP Salvatore Pugliese durante l'udienza di convalida del fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco, che a lungo aveva sentito già i 2 giovani. Al GIP hanno raccontato la loro versione della vicenda, dicendo che la lite era iniziata all'interno del locale per una discussione con una ragazza e poi proseguita all'esterno. Hanno sottolineato che la loro intenzione era solo quella di farli spaventare piombando a tutta velocità con l'auto. La decisione sulla convalida del fermo è stata rimandata al pomeriggio. Intanto, dopo una serie di approfondimenti con un'ordinanza, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha disposto l'immediata cessazione dell'attività di intrattenimenti musicali e danzanti al lido Ipanema Beach Club di Contrada Spisone. Il presupposto amministrativo è sostanzialmente dovuto al fatto che con il subentro dei nuovi proprietari, secondo il comune di Taormina, sarebbe stato necessario rinnovare anche la precedente licenza concessa dalla questura nel 2022, cosa che non è stata fatta, e quindi per il comune non vi era alcuna autorizzazione per la serata danzante. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato su richiesta della Procura europea oltre 175.000 euro all'ex commissario dell'Istituto Zooprofilattico e a 2 dirigenti dell'ente. Sono indagati per truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche in debita percezione di denaro a danno dello Stato. Ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un 20enne, in attesa di essere visitato, ha insultato il personale sanitario, ha danneggiato arredi e macchinari. L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. Davide Sardo.
Ancora attenzione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nella notte un ventenne ha perso il controllo, aggredendo verbalmente il personale sanitario e danneggiando arredi e alcune attrezzature. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. I fatti si sono verificati nella sala d'attesa, mentre il giovane, residente ad Agrigento e disoccupato, attendeva una visita medica. Per motivi ancora in corso di accertamento, ha iniziato a protestare in modo insistente, alzando la voce contro medici e infermieri. Nel giro di pochi minuti la situazione è peggiorata. Il ventenne avrebbe danneggiato alcuni arredi e strumentazioni del reparto, creando forte tensione tra operatori e pazienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Tra il personale cresce l'allarme per episodi sempre più frequenti che mettono sotto pressione il pronto soccorso già in condizioni di forte criticità. La storia di una piccola migrante contesa tra i genitori affidatari e la madre naturale. Per il Tribunale dei minori di Siracusa si configura anche il reato di maltrattamenti. La piccola è stata allontanata. Lorena Dolci. Costretta a scegliere tra i genitori affidatari, una coppia di Siracusa, e la madre naturale originaria della Costa d'Avorio, un macigno troppo grande per una piccola migrante di soli 6 anni, sbarcata in Sicilia 4 anni fa. Della madre nessuna traccia, la bimba viene affidata ad una coppia. Qui comincia la sua nuova vita, scuola di danza, asilo, compagnetti. Dopo un anno, mentre parte l'iter per dichiararne lo stato di abbandono, sbarca a Brindisi una donna che cerca la figlia. Il test del DNA non lascia dubbi, la bimba è figlia sua, ma qui inizia il braccio di ferro. La coppia non vuole rinunciare alla bimba di cui si è presa cura, ostacola con ogni mezzo di avvicinamento, isola la bambina che non viene mandata a scuola per mesi. Continue pressioni psicologiche per scegliere tra loro, i genitori buoni, e la madre cattiva, e ancora richiami, minacce e tensioni in un conflitto crescente. Secondo i magistrati, un comportamento maltrattante da parte dei nuovi genitori che provoca palesi segni di disagio psicofisico. Il Tribunale dei minorenni decide di intervenire e ai genitori collocatari impone il divieto di incontro. La bambina viene allontanata dalla casa e avviata al percorso stabilito dall'autorità giudiziaria, quello che prevede il graduale ritorno accanto alla madre biologica. Si sono conclusi gli accertamenti del RIS sulla strage di Montagna Reale avvenuta a gennaio e costata la vita a 3 cacciatori. Nel messinese l'unico sopravvissuto, Agostino Segreto, è indagato per omicidio. Secondo le consulenze medico-legali avrebbe sparato a Davis Pino da distanza ravvicinata, circostanza che per la procura escluderebbe la legittima difesa. Gli investigatori ritengono che la tragedia sia iniziata con un colpo esploso per errore da Antonio Gatani durante una battuta di caccia, innescando una drammatica sequenza di spari che ha causato 3 vittime. Le indagini proseguono per definire con precisione tutte le responsabilità. E adesso un incendio, una notizia arrivata questa mattina. Andiamo a Giardini Naxos, dove è scoppiato appunto un incendio in un ristorante del lungomare Tisandros. Le fiamme si sono propagate dopo una violenta esplosione, forse una bombola di gas. Gli abitanti dei palazzi vicini sono scesi in strada spaventati. Andiamo nel Ragusano, il sistema di gestione degli scarti vegetali delle serre per contrastare anche il fenomeno delle fumarole a Vittoria si sta però trasformando in una enorme discarica a cielo aperto. A denunciarlo la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, ma sentiamo Veronica Barbarino. Cumuli di scarti vegetali intrecciati a plastica e materiali non riciclabili abbandonati senza controllo. È lo scenario documentato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo durante un sopralluogo a Contrada Perciata nel territorio di Vittoria. In questo luogo avrebbe dovuto funzionare il progetto Riciclo Verde, pensato per smaltire in modo corretto la cosiddetta fratta agricola, ovvero gli scarti delle coltivazioni in serra. Un'iniziativa nata anche
anche per contrastare il fenomeno delle fumarole, che da anni affligge la fascia trasformata del Ragusano. Quello che doveva essere un progetto virtuoso della provincia è diventato l'esatto contrario, una bomba ecologica con una pressione enorme sul territorio, ed è l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Secondo quanto rilevato, i camion scaricherebbero senza verifiche adeguate, rendendo impossibile qualsiasi processo di recupero. Chiaramente non potrà essere triturato e interrato, e quindi il biotrituratore, che era stato acquistato al modico prezzo di 90.000 euro, è fermo, non è mai stato in 2 anni utilizzato, con grande sperpero di fondi pubblici, e tutta questa discarica a cielo aperto difficilmente sarà smaltibile. Dal Movimento 5 Stelle arriva quindi la richiesta al libero consorzio di chiusura immediata del sito e di un monitoraggio ambientale urgente. La regione siciliana ha destinato quasi 6 milioni di euro da fondi europei riprogrammati al potenziamento della prevenzione e sorveglianza antincendio nelle aree protette e al rafforzamento dei mezzi dei parchi. Circa 700.000 euro saranno usati anche per interventi contro il dissesto idrogeologico. Il presidente della regione, Schifani, ha parlato di un rafforzamento delle misure preventive in vista della stagione degli incendi. Noi adesso ci fermiamo, torniamo tra poco e vi mostreremo la riapertura del solarium e della spiaggetta di San Giovanni Licuti a Catania. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania è entrato ufficialmente in funzione il solarium di San Giovanni Licuti, dotato di accesso per persone con disabilità, insieme alla spiaggetta ripristinata dopo i danni causati dal ciclone Harry. La struttura è già frequentata da cittadini e turisti. L'assessore Andrea Guzzardi ha confermato che l'intervento è stato completato nei tempi previsti, mentre proseguono le verifiche e i lavori nelle aree del lungomare ancora danneggiate. Intanto continuano gli interventi sulle spiagge libere della Playa, la cui apertura è attesa nei prossimi giorni. La Sicilia ricorda Ivan Lobello, l'imprenditore scomparso prematuramente lo scorso anno, che da presidente regionale di Confindustria lottò contro la mafia, accusando anche chi non denunciava, gli estorsori appunto. Ieri sera a Siracusa, città dove ha vissuto, c'è stato un convegno con le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Francesco Aloi. Chi paga il pizzo da noi e non denuncia gli estortori non può stare nel nostro sistema e quindi se si rifiuta di denunciare gli estortori viene allontanato dal nostro sistema. La sua lotta alla mafia la raccontava anche agli studenti. Ivan Lobello, presidente di Confindustria Sicilia dal 2006 al 2012, agli industriali ha sempre lanciato questo messaggio: denunciare gli estorsori. Ha richiamato la Sicilia e i siciliani a un riscatto dalla mafia, dal racket, e un po' potremmo fare un parallelo con Piersanti Mattarella, che chiedeva di mettere la Sicilia con le carte in regola. Un anno dopo la sua scomparsa a 62 anni, era il 28 maggio, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa si ricorda l'imprenditore, l'uomo che a 35 anni entra nel CDA del Banco di Sicilia, ma era soltanto l'inizio della sua scalata. Per me è stato un punto di riferimento in questo territorio, tant'è che l'ho nominato presidente del Banco di Sicilia nel 2008, passaggio per me importantissimo. Ivan Lobello guardava al futuro con fiducia. Uno dei motori dello sviluppo è la cultura e lui lo sapeva bene. Per questo a Siracusa ha organizzato l'Ortigia Festival, che ha portato in città i grandi nomi del teatro e non solo. Questo è stato un messaggio veramente dirompente che ha attratto anche una grande quantità di investitori. E adesso cambiamo decisamente argomento. Bodyguard, transenne, accordi di riservatezza. Palermo è decisamente blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La pop star avvistata nella terrazza di Villa Igea, dove alloggia insieme al neomarito e ad altri importanti ospiti. Intanto in città compaiono poster di contestazione contro la star. Marco Gullà.
Transenne, polizia, bodyguard, un matrimonio blindato, quello della pop star Dua Lipa con l'attore. No, non sono invitato al matrimonio di Dua Lipa, però credo che sia un'occasione nella quale, essendo stato richiesta all'amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di alcune aree, sia un amplificatore importante. Domani la scena si sposterà invece a Bagheria. Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati civilmente a Londra il 31 maggio, hanno scelto Villa Valguarnera come location per la grande festa di nozze. Nella puntata di Sicilia 24 Focus di oggi, la caccia al migrante che si è scatenata a Marsala, in provincia di Trapani, con gli agguati ai braccianti stranieri che si recano al lavoro. In studio con Lorena Dolci, Salvatore Ingui dell'Associazione Libera, Albert Calenda Cabongo, mediatore culturale, e Michelangelo Lombardo. In diretta alle 14.30 dopo il nostro telegiornale su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Potrete interagire inviando un messaggio di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo ancora, adesso appunto una pausa e poi ci occupiamo del Catania. E siamo tornati in studio, siamo al calcio. Lunedì le prime decisioni in casa Catania con il rientro di Grella in sede, il consiglio di amministrazione, tempi serrati per DS, allenatore e ritiro estivo. Marco Carli. Lunedì la giornata delle prime decisioni. L'ho anticipato Pelligra con la notizia del CDA, ma lunedì è anche il giorno del ritorno in sede di Grella, a cui il presidente ha in 2 occasioni, nota riservata alla stampa e incontro a Torre del Grifo, rinnovato la fiducia per quello che è un socio nella proprietà. Si parlerà anche del lavoro estivo, con la speranza di partire subito a Torre del Grifo, ma prende corpo l'opzione 2, con prima parte fuori Catania e seconda in sede, anche perché la stagione comincerà prima di Ferragosto con la Coppa Italia. La scelta poi è relativa all'allenatore e sarà quella che determinerà anche la definizione della rosa, con un mercato da fare in stretta collaborazione con il DS. I 3 tecnici, che al momento sono in ballottaggio, hanno caratteristiche tattiche diverse. Biancolino d'Avellino ha sempre giocato con il 4-3-1-2 nelle giovanili e in C, per poi passare alla difesa a 3 nell'ultimo anno in B. Caserta ad Empoli nell'ultima stagione ha giocato a 3 come i suoi predecessori Pagliuca e Dionisi, ma quando ha potuto impostare la stagione ha dato spazio alla difesa a 4. De Giorgio ha un credo tattico, il 4-3-3, con bomber centrale in grado di incidere. Conosce bene Caturano, che ha rimediato una squalifica per 6 giornate dopo una rissa ai tempi di Potenza. Tirando le somme, soprattutto per i primi 2 tecnici, le alternative sul sistema da adottare esistono e, per fare un esempio tattico, Donnarumma e Casasola potrebbero ancora agire da esterni di centrocampo nel ruolo a loro più congeniale. Presto, col nuovo allenatore se ne saprà di più. Da lunedì arriva il tempo delle scelte. Sono tante, vanno prese velocemente e soprattutto nel modo migliore. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio tra poco con il focus condotto da Lorena Dolci e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.